Quando vedo Cotton, la prima cosa da fare è essere concentrato al 100% perché una squadra così che va a 300 all'ora è difficile e se non enti concentrato rischi di prendere 5-6 gol perché loro sinceramente fanno 5-6 gol a tutti. E avere squadre come il Cotton è sempre un piacere perché ti porta a fare una bella partita come stasera, anche se peccato che non siamo riusciti a prendere i 3 punti, però ce la giocheremo fino alla fine, come ho detto e come ha detto anche il mio amico Nolano prima, e andiamo avanti. Adesso dipende solo da noi. L'importante, come ho detto prima, dipende da noi. È vero che la Lazio è un'ottima squadra e non dico di tifarla contro il Cotton, però spero che giocherà al 100%, almeno così. Questo lo dico perché porto l'acqua al mio mulino e di distaccarli e cercare perlomeno di vincere la regular season e vedremo come andrà a finire da qui fino alla fine perché questo è un campionato tosto che ce la stiamo giocando con loro e tutte le squadre che ci sono dietro sono ottime squadre strutturate bene e speriamo che inciampi, il Cotton inciampi almeno così potremo perlomeno essere primi e guardare al meglio le fasi finali.